A breve tutti gli artigiani, i liberi professionisti, le imprese e gli esercenti del commercio potrebbero essere obbligati a munirsi di POS per i pagamenti tramite bancomat, con pesanti sanzioni amministrative per chi non dovesse adeguarsi. Non ci sono ancora conferme, ma il decreto è nell'aria. A lanciare l'allarme è la Confartigianato Imprese Sardegna, che sottolinea come il governo sia pronto a stabilire nuovi balzelli per le imprese, ma non tocchi i tetti delle commissioni bancarie. Non siamo contrari ad accettare i pagamenti elettronici e a combattere il nero, sottolinea una nota Antonio Mazzuzzi, presidente della Confartigianato Imprese Sardegna, però il problema principale restano le commissioni bancarie. Per alcuni settori merceologici i ricarichi sono talmente bassi che l'incidenza di 1 o 2 punti percentuali sul transato significa rinunciare al profitto. Oppure ci sono imprese, continua Mazzuzzi, che lavorano quasi esclusivamente con acquirenti che effettuano i pagamenti tramite bonifico. Anche queste, secondo l'idea del governo, sarebbero costrette a munirsi di adeguata strumentazione. La nostra maggior perplessità, prosegue il massimo dirigente della Confartigianato, non è tanto il necessario adeguamento tecnologico che un simile provvedimento richiede, quanto i costi bancari legati al mantenimento e all'utilizzo della strumentazione. Ricorda infatti, sottolinea Mazzuzzi, che proprio la legge di stabilità 2016 aveva stabilito che a mezzo di decreto sarebbero stati fissati i tetti delle commissioni da applicare ai pagamenti elettronici. Ben venga la lotta all'evasione, conclude il presidente Mazzuzzi, ma se lo strumento con cui realizzarla deve essere quello dell'obbligo di POS e carte di credito, allora è doveroso ottenere subito chiarezza anche sulle tariffe applicate dagli istituti di credito per l'offerta del servizio.